Mureri in veneziano. La maggior parte era Furlani, Pagotti, Pagotti, mamma mia. Addirittura i porta i cognomi dei paesi, come i piano. E veniva tutti su da noi. Come che si dice ori, perché ori si dice su da noi, che vuol dire in al pago. Sti Mureri, mica ho tanti anni, e che non conoscono tanti. Brava gente, lavoratori indiscussi, guarda una roba, proprio veramente bravi. Però e che ne c'era fra di qua, che c'era di qui, che non c'era proprio Pagotti, c'era da un'altra parte, forse delle campagne qua nostrane vicine. E uno aveva un architetto, Fio, e lo aveva fatto studiare e gli era diventato architetto. Tuttora vivente è il Fio, no il pare, era più vecchio di me. E sto qua un giorno, sto a sopare, e che telefona, e gli dice, sa signor, non faccio il nome perché è brutto, può mandarmi un murer che è coperto sotto in camera da letto che spande e mi vedo acqua piovana e neanche fastidioso delle volte quella bocca aperta che te va dai giusti in bocca. C'è la novità che domani che mando un migrito, che mando un murer che sarà contento. Vabbè, intanto lui che dice a Sofia che si aveva appena laureato in architettura, cioè che dice vai, dice Tino, così intanto ti vedi, ti impari col manovale, con questo, con quello, e ti impari e ti vedi come che si lavora. Sì, papà che mi vado, e sto qua se andà. Cosa non c'è? Poi va a casa e comincia a dire a suo papà che stai così contenti di lui e che guarda te lo dico mica e tuo papà non ti metterà più manso che hai coperto. So pareva di cantare, ma dimmi la verità, cosa hai stufato? Cioè che avevamo scoperto un tocco e che avevamo preparato tutto, che avevamo coperto tutto, avevamo messo la malta col cemento e c'è tutto a punto. E dice, e non ti cadava un colpo su un altro colpo, magari 2 metri più in dritto o più avanti. E non ci ho detto. Se avessimo andato a aggiustare, bravo, non ci ho detto. Bravo. Mi hai detto che roba che ti ho fatto studiare e ti ho dato una laurea. E adesso dove ti va a mangiare? Se non ti metti più mano? Ecco, questi erano i Mureri.